Riunione al Ministero dell'Ambiente in vista dell'istituzione del Parco Nazionale di Portofino. I sindaci partire dai confini attuali. Caso Diamanti, appello dell'Adiconsum con il fallimento della Intermarket Diamond. Chi ha in deposito le pietre di questa società deve fare domande e rivendicarne la proprietà entro l'8 di marzo. Giro di boa per il viaggio a Cork di 12 allievi dell'ente Forma di Chiavari, incontrati alcuni responsabili di aziende irlandesi all'avanguardia attive nel settore delle energie rinnovabili. Sulle tracce di San Martino, 5 incontri in altrettanti siti di interesse religioso, storico e artistico organizzati dal Museo Diocesano. Si parte domenica con Portofino. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Si è svolto a Roma l'incontro con la direttrice generale del Ministero dell'Ambiente, Maria Carmela Giarratano, l'ente Parco di Portofino e alcuni rappresentanti dei comuni del territorio del Levante Ligure per discutere dell'istituzione del Parco Nazionale di Portofino invece del Parco Regionale attuale. Il territorio ha espresso l'istanza di proseguire l'iter sulla base dei confini attuali che comprendono Santa Margherita Ligure, Camogli e Portofino. Ogni eventuale allargamento all'area di interesse individuata dal Ministero, che andrebbe dal Monte Fasce fino alla Collina delle Grazie, dovrebbe essere valutata solo in una fase successiva. Ma sentiamo. Sicuramente abbiamo condiviso alcuni elementi di criticità che andranno valutati insieme. Il primo è il dato identitario. Il parco di Portofino ad oggi coincide con il promontorio di Portofino. Voler allargare ad aree anche geograficamente distanti comporta una serie di riflessioni che vanno condivise. Il secondo è il dato economico. Nel momento in cui si pensa di trasformare un parco aumentando di 15 volte il suo dimensionamento a livello potenziale come area di interesse, è evidente che il budget di riferimento deve avere un proporzionale aumento per rendere l'operazione sostenibile. Il terzo è un dato amministrativo, perché sicuramente coinvolgere 20 comuni anziché 3 richiede una serie di sensibilità anche nei confronti di territori che non sono necessariamente omogenei, seppure magari simili dal punto di vista paesaggistico e ambientale, non sono omogenei dal punto di vista amministrativo, logistico, strategico, politico. L'entroterra è nettamente contrario. Portofino, Santa Margherita e Camogli sono uniti nel dire che occorre ragionare sull'attuale perimetro. Sarà questa la base sulla quale continuerete la trattativa col Ministero? Mi sembra che una logica pragmatica che condividiamo insieme sia quella di dire è importante raggiungere l'obiettivo del Parco Nazionale che i comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita hanno sempre desiderato e per cui tanto hanno lavorato. Per raggiungere questo obiettivo, forse piuttosto che non estendere in questo momento a dismisura la perimetrazione del parco, è più ragionevole pensare a aprire un dialogo come è stato aperto e stabilire funzioni di coordinamento territoriale e modalità di fare rete, che non necessariamente prevedono un ampliamento della perimetrazione del parco. Quali saranno ora i prossimi passaggi? L'iter al Ministero è iniziato già nel 2018, ci sono state 3 riunioni, ci saranno ulteriori tavoli di lavoro per portare avanti questa prospettiva che sicuramente per snodare quelle che sono le oggettive difficoltà richiede più passaggi, una costanza di confronto e di condivisione dell'obiettivo. Mi sembra che si stia ragionando però con serenità e senza preclusioni e questo forse è il dato fondamentale. 2.700.000 euro derivanti dalle accise sulla benzina verranno stanziati da Regione Liguria per 27 interventi di ripristino della viabilità danneggiata nel corso degli eventi alluvionali che si sono susseguiti in Liguria dal 2014 al 2017. Sono stati assegnati 412.000 euro alla provincia di Imperia, 857.000 alla provincia di Savona, 971.000 alla provincia della Spezia e 530.000
al territorio della città metropolitana di Genova. Per quanto riguarda il nostro territorio, gli interventi previsti sono il consolidamento della strada provinciale 31 di San Martino di Noceto e della provinciale 58 della Crocetta nel comune di Rapallo, il rifacimento della provinciale 68 nel zona di Facciù, siamo nel comune di Moneglia, la messa in sicurezza e la costruzione di una passerella di attraversamento del Rio Reppia nel comune di Ne e infine la messa in sicurezza della strada comunale di Belpiano in località Costa Levaggi, siamo nel comune di Borzonasca. Torniamo ad occuparci del caso Diamanti e del fallimento della Intermarket Diamond Business. Chi avesse acquistato le pietre preziose, lasciandole in custodia presso la società, ha tempo fino all'8 marzo per rivendicare la proprietà di questi beni. Occorre dunque presentare domanda prima che vengano inglobati nella disponibilità economica del curatore fallimentare, con il rischio di perderli definitivamente. Per avere aiuto nel presentare la pratica ci si può rivolgere agli sportelli dell'Adiconsum del Tigullio. Il rischio che questi beni qua finiscano nella massa attiva della curatela fallimentare, ergo non solo dalla padella alle braccia, ma ancora di peggio, nel senso che oltre ad avere un valore molto minore rispetto a quello che pensavano di aver investito, non si trovano neanche più i beni in mano, perché finiscono nelle mani della curatela. Nei giorni scorsi c'era stato un confronto con le banche per arrivare ad un accordo bonario sui risarcimenti in merito ai diamanti acquistati. Ci sono novità da questo punto di vista? Stiamo portando avanti un discorso che non dico sia in discesa, ma posso già affermare che incominciamo a vedere la luce fuori in fondo al tunnel. A partire dal 18 di questo mese qui incominceremo ad affrontare caso per caso, persona per persona, le offerte che ci sono state date e quindi potrebbero avere un ristoro immediato in termini economici, cioè liquidità da parte della banca, al di là di quelli che possono essere i valori legati alle pietre. Oltre 300 ad oggi i casi che sono affrontati da parte dei vostri uffici, che storie ci sono dietro? Di tutto di più. La situazione sono parecchie persone, specialmente le persone anziane, che hanno investito beni credendo di fare cose gradite ai propri nipoti, però ci sono anche persone che hanno investito le proprie liquidazioni dentro e quindi si trovano nella situazione in cui non hanno neanche la liquidità. Ho dei casi allucinanti del tipo di persone che vanno in banca, hanno bisogno di liquidità per pagare la dentiera e vanno in banca a chiedere soldi e gli chiedono di mettere queste pietre qui a garanzia, quindi le beffe proprio, devono mettere a garanzia queste pietre, pagano gli interessi per avere il beneficio di acquisire e di acquistare dei beni tipo di prima necessità, quindi è una cosa veramente che fa pena. Al via il piano di vendita di 384 alloggi di edilizia residenziale pubblica di Arte Genova. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'edilizia Marco Scaiola. Le somme incassate serviranno per il recupero e la manutenzione degli alloggi popolari sfitti e per costruire 15 nuovi alloggi che saranno realizzati secondo un sistema modulare prefabbricato a costi contenuti con alte prestazioni energetiche. Si prevede di incamerare 13 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni e mezzo destinati al recupero degli alloggi. Le zone interessate dal piano vendita nel Levante sono Aurero, Borzonasca, Cicagna, Favale di Malvaro, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Continua regalando tante soddisfazioni il viaggio studio a Cork per 12 allievi dell'Ente Forma di Chiavari. Arrivati in Irlanda sabato scorso, i ragazzi sono subito entrati nel vivo delle lezioni in lingua inglese e stanno incontrando alcuni responsabili di aziende all'avanguardia impiegate nel settore delle energie rinnovabili. Giro di boa per il viaggio studio dei 12 allievi dell'Ente Forma di Chiavari a Cork, in Irlanda, per approfondire la conoscenza della lingua inglese e per conoscere l'attività di alcune aziende irlandesi attive nel settore delle energie alternative e della termoidraulica. Partiti sabato scorso, accompagnati dai docenti, i ragazzi sono stati accolti subito dalle famiglie e hanno iniziato a frequentare le lezioni seguite da un insegnante madrelingua.
Al pomeriggio invece sono stati ricevuti dai responsabili di alcune aziende come la Jones Celtic Bioenergy e vissuto momenti di scambio culturale. Un'esperienza importante per il loro cammino di crescita personale e scolastica, ormai quasi alla fine, per una realtà, l'Ente Forma, che da sempre cerca di stare al passo con l'innovazione tecnologica nei diversi settori in cui porta avanti la formazione. Il cambiamento è continuo e noi facciamo intervenire all'elezione le maggiori industrie italiane ed europee per cercare noi stessi di tenere il passo, di essere aggiornati. Abbiamo anche degli scambi significativi con i maggiori istituti italiani ed europei, tipo Casa Clima, tipo Passive House, e quindi l'aggiornamento sia del nostro personale sia in campo tecnologico è seguito con estrema attenzione. Qui abbiamo uno dei tassi occupazionali più alti degli enti di formazione del territorio. Questo comunque può essere un incentivo per le famiglie che cercano un futuro per i loro ragazzi. Sì, certo, non abbiamo parlato, ma oltre agli allievi che sono diventati aziende, che sono moltissimi, sono oltre 80, saranno vicini ormai al centinaio, non abbiamo più fatto ricerche sul campo, la maggior parte dei nostri ragazzi si inseriscono in azienda e quindi questo è un elemento positivo e penso che sia fondamentale. Un episodio lo conferma di questa società olandese che ha cercato proprio i vostri ragazzi? Sì, è stata una cosa abbastanza casuale, a dire la verità. Abbiamo avuto questa segnalazione, i nostri ragazzi hanno partecipato a questi colloqui di selezione e sono stati presi in blocco e quindi questo penso che sia un elemento significativo. Prosegue il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione di Chiavari. In particolare per lo svolgimento delle procedure di gara il Comune a partire da marzo si affiderà alla piattaforma telematica Sintel. Il portale sarà anche utilizzato per gli acquisti sopra la soglia dei 40.000 euro per beni e servizi e di 150.000 euro per i lavori pubblici. Adottato da Regione Lombardia e ripreso poi da più enti, Sintel consente alle pubbliche amministrazioni di realizzare gare d'appalto interamente online. Gli operatori economici e i liberi professionisti possono utilizzare il motore di ricerca per poter visualizzare i bandi di gara pubblicati dagli enti del territorio. Il Comune di Chiavari invita pertanto tutti gli operatori interessati a provvedere all'iscrizione al portale. A Lavagna partiranno il 25 di febbraio gli interventi di pulizia della rete di smaltimento delle acque bianche. I lavori sono stati assegnati tramite gara all'impresa Dentone di Sestri Levante. Nel complesso l'intervento ammonta a 50.000 euro e interessa la via Aurelia, via Previati, alcune traverse del centro storico, Cavi Borgo e le cunette di via Tedisio e di via dei Cogorno. I lavori avranno la durata di circa 1 mese e mezzo con un impatto minimo sulla circolazione. Domenica inizia il percorso sulle tracce di San Martino, una serie di itinerari fra la regione, storia e arte organizzati dal Museo Diocesano. Si parte con Portofino, poi si prosegue con un incontro al mese fino a maggio. Il corso, accreditato per l'aggiornamento professionale degli architetti, è aperto a tutti. Ogni lezione avrà inizio alle 15. Compie 20 anni l'itinerario storico, artistico e religioso organizzato ogni anno dal Museo Diocesano. Vengono proposti in varie località del territorio una serie di incontri su un tema. Lo scorso anno San Michele, quest'anno San Martino. È una scelta interessante da un punto di vista storico e teologico, perché San Michele è il patrono dei Longobardi, quindi una cultura anche cristiana, ma che era inserita in qualche tipo di eresia. I Longobardi non sempre erano retti sulla divinità di Cristo, e invece San Martino è il patrone dei bizantini, che è la corrente orientale con la quale avevano poi i padri della Chiesa orientato sul concilio di Nicea. Nella diocesi di Chiavari sono 10 le chiese dedicate a San Martino, un culto che risale all'Alto Medioevo. Gli itinerari che verranno proposti quest'anno sono 5, tutti inseriti in contesti ambientali e storici di particolare interesse. Inizieremo da Portofino domenica 17 febbraio. Domenica 10 marzo invece andremo a San Martino di Noceto. Domenica 7 aprile saremo a Magena, qui a Chiavari. Domenica 5 maggio invece a San Martino di Bargone,
mentre sempre di domenica, il 19 maggio, ci sarà la chiusura a Sopra la Croce, a San Martino di Liciorno. Sono soprattutto i contesti che sono di particolare pregio. Liciorno è un rudere, sono ruderi di una chiesa all'interno di un bosco, proprio al centro della costellazione delle frazioni Sopra la Croce. E poi storico, perché devo dire che sono tutti temi che si prestano a sfaccettature storiche particolari. Ricordiamo che si terrà questa sera il dibattito con la P maiuscola dedicato all'impegno dei giovani in politica, organizzato dal servizio della consulta diocesana di pastorale giovanile della diocesi di Chiavari. L'appuntamento è alle 20:45 nei locali della parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Si tratterà di un dibattito a più voci a cui seguiranno alcuni laboratori di lavoro proprio operativi. Le 3 associazioni della vita consacrata ligure che raggruppano cioè i religiosi, le religiose, i consacrati e le consacrate delle varie congregazioni presenti nella nostra regione, hanno organizzato un momento di riflessione e approfondimento dedicato al Sinodo dei Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Interverrà Don Rossano Sala, segretario speciale per il Sinodo dei Vescovi. Seguiranno il saluto del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, e gli interventi di Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo delegato per la vita consacrata ligure, e di Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliare e vicario generale per l'Arcidiocesi di Genova. L'appuntamento è per sabato 6 aprile alle 9 alla Sala Quadrivium a Genova. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti. Avvenire titola il Papa, la fame non ha futuro, va battuta. Francesco, parlando alla FAO, chiede soluzioni concrete e una tecnologia realmente al servizio dei poveri. Africa, così il clima impazzito disertifica i campi. E poi la Lega non fa festa sull'autonomia rafforzata dalle regioni, avanti piano in Consiglio dei Ministri, il Carroccio cambia posizione sulle limitazioni delle aperture domenicali, lo scontento del Movimento 5 Stelle. E intanto nelle proteste degli allevatori, latte sardo niente intesa, ma indaga intanto l'antitrust. Il contrasto agli abusi, il presidente della CEI Bassetti incontra 2 vittime di pedofili, poi in Venezuela braccio di ferro sugli aiuti dall'estero, Regione Veneto, albo shock delle prostitute. Andiamo a vedere all'interno di Avvenire, prostituzione autogol del Veneto, in Consiglio regionale la proposta di un albo, sono lavoratrici autonome, devono emettere fattura, ma la Liga frena, insorge l'associazionismo cattolico, si tratta di vittime, così torniamo ai tempi bui. Passiamo al secolo XIX, Regione Autonomia, Movimento 5 Stelle dice no, disparità tra i cittadini, la Lega chiede un vertice con Conte Di Maio, Moody's taglia le stime di crescita sull'Italia. E intanto la Carige, 3 miliardi volatilizzati, clienti eccellenti scelgono la fuga dopo il no all'aumento di capitale. Genova, dalla tecnologia un ponte verso il futuro, si discute appunto di tecnologie e di robotica a Genova. Salini salverà Astaldi, sfida ai colossi cinesi, sul piatto 225 milioni, ripartirà anche il nodo ferroviario genovese. All'Italia terra sul pubblico, Ferrovie MF sopra il 50%. C'è l'accordo a Rapallo, il mercato settimanale del giovedì si farà, sono 24 i banchi che traslocano. Parco Nazionale di Portofino spiraglio per ampliare i confini, andiamo a vedere nelle pagine interne del Levante, il vertice con i sindaci a Roma ha aperto il confronto e l'approfondimento, Toti chiede un incontro al Ministero, Portofino era assente o altro da fare qui. Si è schernito il primo cittadino portofinese. E poi, sempre dal secolo XIX, il taglio dei fondi mette a rischio l'accoglienza a Sestri Levante. I migranti seguiti tra Cassa e Sprar sono 25, tutti inseriti in percorsi di integrazione. La sindaca Ghio, progetti non sostenibili senza le adeguate risorse. Questa sera al Teatro della Lavagnina l'incontro pubblico sul decreto sicurezza e i suoi possibili effetti. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani.
Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Andiamo a Lavagna. Il Comune ha indetto 2 nuovi bandi per la vendita di terreni di proprietà comunale. Uno si trova in via Repetto, a nord del Parco Tigullio, e confina a nord con via Tesisio e a sud con i campi da tennis. Il secondo si trova in via della Pineta, nelle immediate alture di Cavi di Lavagna. Entrambi i terreni in questione sono assoggettati al divieto di approvare varianti urbanistiche migliorative per i 10 anni successivi all'alienazione. Per tutte le informazioni è possibile consultare i bandi sul sito web istituzionale del Comune e all'ufficio patrimonio del Comune di Lavagna. È tutto, a te la linea. Grazie, terminiamo così il nostro appuntamento con Tigullio oggi. La prossima edizione andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.